Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di The Sims 4. Come potete ben vedere ci troviamo all'interno della nostra nuova comunità familiare, i nostri Van Helgen, e siamo pronti a intraprendere una nuova e bella avventura. Allora, vediamo un po', questo è un video un po' speciale perché avevo intenzione di annunciare appunto un nuovo progetto. Visto che molti di voi non seguono la pagina di Facebook, volevo appunto annunciare in questo video di The Sim, che è anche una delle serie più seguite, la mia nuova idea. Quindi facciamo un attimo di pausa ragazzi, abbiate un po' di pazienza, tanto abbiamo fatto un bel po' di video di The Sims 4, prenderò 5 minuti del vostro tempo per parlarvi di questo nuovo progetto, mentre ci goderemo un po' il panorama della nostra casa. Allora, avevo intenzione ragazzi, potete vedere anche il post preciso e dettagliato sulla pagina Facebook, che vi ricordo troverete il link in descrizione. Quindi, per quanto riguarda questa nuova idea che mi è venuta in mente proprio in questi giorni, avevo intenzione di aprire un nuovo sito internet gestito da me, ovviamente in prima persona, un sito internet come tutti i siti che ovviamente conoscete. Ancora devo decidere come chiamarlo, non saprei, eddy1678.it o qualcosa del genere. Comunque vi ho dato appunto l'idea. In questo sito avremo sicuramente un punto di riferimento, potrete sicuramente farmi tutte le domande che vorrete, potremo parlare dei più svariati argomenti. Io vedrò anche di dedicarmi, perché è una cosa che a me piace tanto, di dedicarmi alle recensioni, alle novità in ambito videoludico, in ambito hardware. Potremmo sicuramente discutere dei vari consigli sull'hardware, sulle tecniche ovviamente di installazione dei componenti del computer, ovviamente tutte le mie passioni, anche per quanto riguarda l'ambito lettura, manga, anime, conferenze videoludiche nazionali, internazionali. Potrebbe essere anche molto utile ragazzi per organizzare raduni, incontri, magari quando ci saranno i cosiddetti comics, romix e così via in giro per l'Italia, e vedremo un po' cosa fare. Quindi potrebbe essere un grande punto di riferimento. Su Facebook ho avuto già dei commenti positivi riguardanti questa mia nuova idea, e quindi questo è il primo annuncio. Inoltre volevo, quindi ragazzi fatemi sapere le vostre opinioni per quanto riguarda questo argomento, volevo associare a questo sito internet una sezione chiamata, in gergo si dice l'e-commerce, in pratica una sezione del sito dove sicuramente sarà possibile acquistare gadget, t-shirt, vari quindi indumenti, con logo e motivi artistici creati in prima persona da me, quindi potremmo sicuramente sbizzarrirci nell'ambito artistico. Quindi ragazzi volevo un pochettino associare queste due cose insieme, perché sono appunto le mie più grandi passioni, quindi vorrei far vedere un po' questa nuova prospettiva. Quindi oltre al canale YouTube vi volevo appunto creare una nuova comunità, la quale dovrà sicuramente includere questa sezione chiamata e-commerce, dove si ritroveranno quindi i più svariati articoli per vedere un pochettino la mia natura artistica, come si evolverà. Quindi ragazzi fatemi sapere la vostra opinione riguardante queste due nuove proposte, questi due nuovi progetti che andranno sicuramente a riempire un po' questa comunità che sta diventando anche abbastanza grande. Quindi mi raccomando, l'ho voluto dire qui, scusate per l'interruzione, però era una notizia importante, perché se ovviamente riceverò tante risposte positive, io in questi giorni mi metterò al lavoro e vedrò di capire come funziona questo mondo dei siti, e vedrò di crearne uno, perché mi hanno detto me l'hanno detto appunto in molti che è un'ottima opportunità per gestire tutto. Sarebbe molto più semplice scrivere i propri annunci, avere i video ben pronti, e poi mi potrò occupare di tantissime cose, recensioni, potrei anche occuparmi dell'ambito musicale, potrei anche caricare le mie canzoni, qualsiasi cosa. Davvero ragazzi, potrebbe essere un'idea fantastica. Ecco, io ve l'ho proposta perché a me piace, avrei intenzione di svilupparla, però ho bisogno anche della vostra benedizione, del vostro supporto, per sapere se è la strada giusta. Sicuramente 2 teste sono meglio di una, 3 meglio di 2, 5 meglio di 3. Questo lo dicevano in un vecchio film ragazzi, se ve lo siete visti riconoscerete le battute. Perdonatemi per i 5 minuti di tempo, ma era davvero un argomento che mi stava a cuore. Quindi ragazzi fatemi sapere la vostra opinione, scrivete principalmente nei commenti, sono d'accordo oppure non sono d'accordo, e quello che pensate al riguardo, va bene?
Bene ragazzi, dopo aver detto tutto questo, ho un pochettino annunciato queste particolarità, possiamo lanciarci finalmente nel gioco. Allora, ho deciso di far passare un po' qualche ora, poiché ho mandato i nostri figli immediatamente a scuola. Troviamo Edward davanti al computer che sta un po' giocando, si sta divertendo, si sta un po' svagando dopo la giornata lavorativa. Nostra moglie sta suonando al pianoforte per recuperare qualcosa, ma come mi avete fatto notare, nella sezione delle costruzioni ci deve essere qualcosa... ecco qua, tipo l'inventario di famiglia grande. Allora, abbiamo dei rifiuti che possiamo vendere. Eccoli qua, tutti. Perfetto, quanti erano? 40 mi sembra, perfetto. Ne rimangono 2. Qui abbiamo addirittura pianta di rifiuti normale. Ragazzi, possiamo vendere di tutto. Vendiamo questo. Ecco dove appunto ci avevano nascosto tutta la roba che avevamo guadagnato. Un colpo di genio. Questo tappeto è un magnifico tributo per i dipinti astratti. Sbloccato al livello 7 della carriera di guru tecnologico. Lo possiamo mettere addirittura nella nostra stanza da letto. Per quanto riguarda il premio degli innovatori per la scienza, lo possiamo anche lasciare sul tavolino. Abbiamo addirittura un nuovo computer, l'elaboratore di testi Milton. Un portabiglietti da visita, possiamo posizionarlo nella nostra scrivania. Un bel poster di nostro figlio nella zona dei poster. Bene, eccolo qua. Possiamo metterlo, ecco com'è, perfetto. È un dipinto bianco, quanto costa? È $0. Infatti, lasciamo perdere, vendiamolo. E le nostre piante dei rifiuti. Allora Edward, dobbiamo fare un piccolo cambio. Ti devi un attimino alzare dal computer. Scusami se lo faccio così in maniera irruenta. Ok, però dobbiamo fare un piccolo cambiamento. Allora, alzati un attimo. Io adesso vedrò di vendere questo vecchio catorcio, $160, e metteremo questa nuova macchina davvero utilissima per le tue nuove attività. Perfetto, puoi giocare una partita tutto quello che vuoi, magari anche al rifugio. Ok, grandioso, vedi di cominciare. Avrà sicuramente una grafica migliore, una tempistica di elaborazione migliore, però hai il lavoro, quindi attenzione. Quindi vedi di andarci tra poco. Una lettera d'amore. Quando Leonardo prende il suo pranzo dallo zaino si accorge che contiene qualcosa di rosso. È un biglietto a forma di cuore con su scritte le parole "sei carino". Quante volte vi è capitato, ragazzi, vi avete spedito alla vostra fidanzata o vostro fidanzato un quadratino con scritto "sei carino", qualcosa del genere? Lui pensa che potrebbe essere stato scritto dalla bambina nuova. Sembra fissarlo anche in continuazione. Devi chiedere direttamente a lei o aspettare qualcosa? Io, se fossi in te, chiederei. Allora, per Leonardo è piuttosto facile incontrare da sola la bambina nuova, non avendo ancora molte amicizie. Vediamo un po'. Quindi ora che si fa, Leonardo mormora un timido ringraziamento, mantenendo per ora il segreto sull'episodio. Perfetto, manteniamo il segreto su quello che è successo. Raggiunto il livello 6 di pianoforte, adesso possiamo sicuramente intraprendere nuove avventure nell'ambito della musica. Però ossi di seppia iniziano a farci fruire qualcosa. Edward, è arrivato il momento di dirigerti al lavoro. Perfetto. Quindi il nostro... Ah, che è successo? Aspetta, vedi di buttare via tutto. Qui hai pulito. Ok, pulisci anche un po' la doccia. Vedi di continuare a usare il gabinetto. Ripulisci un po' questa zona. Riponi il mangiare nel frigo. E come vi stavo dicendo, ragazzi, il nostro figlio a quanto pare ha accettato l'offerta della nostra ragazzina, però ha mantenuto il segreto, è rimasto, come dire, sta utilizzando un basso profilo a scuola. Va bene, non è male. Intanto ripuliamo tutto. Nostra moglie dovrà lavorare, credo, tra un paio d'ore. Abbiamo scritto un libro, oggi è giorno libero, quindi scriveremo qualche altra bella cosa. Andiamo nella sezione di scrittura e scriviamo un nuovo libro, un bel saggio breve, grandioso, un bel saggio breve, ragazzi, per la nostra grande ragazzona. Adesso mi inventerò un altro dei miei titoli. Ossi di Seppi è stato carino, non è proprio così tanto originale, però. Allora, il titolo del libro, un saggio, Allora, vediamo un po' un bel saggio da scrivere, un bel saggio breve, vediamo un po'. Qualcosa che abbia a che fare con l'avventura. Possiamo vedere un po'. Chiamiamolo con un libro inglese. Perfetto. Strangers. No. Cambiamo. Mettiamoci su qualcosa vediamo di scegliere qualcosa di italiano. Per esempio, Spedizione perduta. Spedizione perduta. Ok, un libro di saggistica. Narrante le imprese di un avventuriero inglese. Ok, alla scoperta di un mondo ritrovato dopo millenni.
Benissimo, spedizione perduta. Nuovo saggio della nostra grande mogliettina che si sta intraprendendo che sta appunto intraprendendo questa bella strada. Eccola qua, alla velocità della luce scrive parole a fiumi su questo splendido PC. Mamma mia, un computer abbastanza strano, ragazzi, però vediamo un pochettino quello che sarà capace di fare. Intanto, vediamo quello che combina il nostro Edward. È al lavoro e cercherà di lavorare in maniera soda. I bambini vedranno soprattutto, eccoli qua, appena adesso tornati. Allora, Ellen ha finito la scuola, il suo lavoro è soddisfacente, ma gli insegnanti pensano che sicuramente, vediamo un po', pensano che potrebbe migliorare facilmente se solo si impegnasse di più. La stessa cosa per il nostro Leonardo. Tutti e due stanchi, mamma mia, che facce. Ok, amici, torniamo immediatamente a letto. Grande. No, Leonardo, che dormi sulla panchina? Dove siamo? C'hai il tuo bel lettino qui per benino. Ok, ci vediamo domani mattina. Facciamoci questa bella dormita. Allora, come sta andando qui il libro? Ci stiamo dedicando completamente alla nostra nuova avventura di scrittura. Allora, una piccola cortesia: appena finisci di scrivere, vedi di preparare per cena qualcosa che non sia variato al tuo solito. Prepara un po' di tagliolini all'aglio, così il nostro alito farà paura. Ed Edward torna a casa con nuovi dindini pronti per essere spesi. Fantastico. Allora, lo puliamo questo rito voodoo qua dentro. Sembra il Krakatoa, ragazzi, in eruzione, con le mosche. Sì, ci possiamo fare un bel bagnetto qua dentro. Ok, vedi di pulirlo per bene, Edward. Quando facevi il militare pulivi anche le latrine, quindi per te quello è niente, un gioco da ragazzi. Che stai combinando qua? Che è questo? Il calderone della strega cattiva? Attenzione. Prenditi un po' di cereali, Edward, mangiali e vedi anche di farti un bel pisolino perché sei andato al lavoro abbastanza stanco. Ok, quindi imprenditore promettente, livello 8 di programmazione, ragazzi, come obiettivo, e guadagna 250 diritti di autore di app per cellulari. Grandioso. The Sim potete vedere che è adesso molto più completo. Con questi soldi vedremo di creare una nuova sezione al piano superiore, magari 2 letti per i nostri figli. Allora, andiamo nella sezione principale, scegliamo 2 letti fantastici, magari $330 l'uno, proviamo prima il primo, eccolo qua, abbiamo detto quindi ragazzi la stanza dei 2 bambini da una parte e la nostra stanza dall'altra, quindi vediamo un po', un letto da una parte, un letto dall'altra, mettiamolo così l'altro letto. O no? Vediamo come li possiamo mettere. Sì, perfetto, così in maniera abbastanza autonoma. Possiamo aggiungere da una parte un comodino e anche dall'altra. Perfetto, in mezzo un bel quadro per rendere un po' tutto più sensuale. Vediamo di mettere qualcosa di adatto per una stanza per bambini. Ok, per esempio un poster del genere. Aggiungiamo anche qualche bella luce, per esempio qualche luce in stile asiatico, come questa. Mettiamola qua e qua. Anzi, no, questi posti non mi piacciono. Vediamo di metterle proprio qui a muro, proprio sopra il lettuccio. Vediamo se si può fare magari in maniera un po' più diversa. Oppure questa sorta di lanternino. Ecco, questo qua tipo oriente. Perfetto, mi piace tantissimo. Vediamo di creare un'illuminazione tutta come dire, uguale per la sezione superiore. Quindi ragazzi, vediamo di raccogliere un bel po' di soldi per lo splendore in scatola. Quindi la sezione per i bambini è stata appena adesso completata. Vediamo di scendere al piano di sotto. Abbiamo investito tutti i nostri soldi. Edward, purtroppo c'è il divano lì. Lo so che non è un divano letto. Dormirai su una lastra di pietra tipo Castaway e Tom Hanks quando faceva Castaway, però va bene, ti devi accontentare. Qui cosa c'è? Polpettine, brodo, sbobba, tagliolini all'aglio. Ok, appena ti alzi, Edward, ti puoi prendere anche una bella porzione, ma poi mettili in frigo che questi qua davvero dopo un po' di tempo diventano amari per la bocca, quindi lascia perdere. Allora, abilità aumentata nell'ambito dei videogiochi, procediamo. Ok, che succede? Dove stai andando? Dove stai andando? Hai giocato? A dormire al piano di sopra? No. Io dico che è arrivato il momento di esercitarti. No, abbiamo scritto il nostro saggio e non me ne sono neanche accorto, ragazzi. Vediamo un po' il nostro saggio, spedizione perduta. Vediamo di studi addirittura, bollette. Quanto? 797, ma siamo pazzi. Intanto con questo saggio vediamo di vendere a un editore la spedizione perduta e dopo di raccogliere un po' tutto qui e soprattutto vediamo di innaffiare. Ok, dopo sì, ci faremo una bella dormita qui nel nostro bel divanetto. Allora Edward, come siamo? Tutto a posto? Vediamo un po', vuoi stringere amicizia? Che è successo?
Hai 24 ore per pagare le bollette. E come facciamo adesso? Ripuliamo. Quindi 24 ore per pagare le bollette. Tra 24 ore saranno le 21:25. Io andrò al lavoro, vediamo a che ora. Andrò al lavoro alle 10. Quindi ragazzi forse ce la facciamo. Guadagnerò 98 l'ora. Lavoriamo quante ore? 11, 12, 7 ore. Forse ce la facciamo ragazzi, ma proprio arriviamo giusti a pagare le nostre bollette. Intanto facciamo una bella visitina alla fattina del bagno, ok? E dopo mi sa che uno dei nostri figli si dovrà alzare perché loro padre avrà bisogno sicuramente di dormire. Il sonno ragazzi è importante, almeno 8 ore a notte. Se volete ancora dormire c'è il piano di sopra, per esempio la nostra bella ragazzina. Scendiamo sotto. Allora, vedi di prenderti un po' di yogurt. Anche tu ragazzo mio, c'è un po' di latte in frigo, grande. Nostra moglie è anche pronta per farsi una bella dormita perché domani dobbiamo lavorare in completa tranquillità. No, perché il divano? Lo so che sei sempre felice, una sensazione di felicità anima i tuoi istinti più nascosti, però sicuramente è meglio stare calmi. Allora, che stai combinando tu qua dentro con la bottiglietta di latte? Torna indietro, hai mangiato? Grande, vedi di continuare i tuoi compiti. Ok, siediti nella tua bella sediolina. Come siamo a livello di punti? 125. Edward invece a quant'è? 335. No, questo non è Edward. 405. Negozio di... Visto che ci siamo, ragazzi. No, non vale la pena comprare una pozione. Però io andrei diretto a vedere cosa c'è a 405. C'è il sostituto del sonno per rimpiazzare le energie. Benvenuto perenne. Ce ne sono, ragazzi. Quindi è meglio raccogliere ancora di più qualcosa. Velocizziamo. Allora. Sì, che era bello, Kinai, Koda, Sidka e tutti gli altri. Ormai il poverino è pelliccia e resta lì a guardare con lo sguardo fisso la macchinetta del caffè. Povero Koda. Ma è la vita, amico mio. Un giorno sei, come dire, orsetto, un altro giorno pelliccia. Ecco, rimani qua imbalsamato. Che succede? Allora, vedi di riprenderti, amica mia. Vediamo quello che possiamo fare. Continua a fare i tuoi bei compiti. Cosa c'è qua dentro? Con quelle manacce sempre che sgraffini dal frigo. Che c'è? I nostri spaghettoni. Ok, vedi di mangiare. Veramente ragazzi a me fanno schifo gli spaghetti freddi, proprio freddi alla temperatura del ghiaccio. Oh mio Dio. Buttali subito, non mi fare venire da vomitare, amico mio. Ok. Cosa c'era in frigo? Apri. Mi sembra che c'era il nostro formaggio grigliato. Anche quello formaggio grigliato congelato. Oddio. Davvero pessimo. Vedi di mangiarne un po'. Perfetto. Questi spaghetti vedi di buttarli nella spazzatura perché sicuramente sono avariati, quindi gettiamoli immediatamente. Ripuliamo un po' tutto. Perfetto. Velocizziamo. Ottimo lavoro, amico mio. Vedi adesso. Sì, va tutto bene. Se puoi giocare un pochettino con Koda, vedi di abbracciarlo e giocarci. Edward, come siamo? Tutto a posto? Allora ti devi immediatamente alzare, andare al computer e programmare qualche bella applicazione. Quindi crea un'app per cellulari. Sempre la solita locomotiva che va a tutta forza, a carbone, proprio diretta sui binari. Eccola qua, da quel di dietro. Mamma mia, ogni volta impesta, ragazzi, una stanza. Eccolo lì. Vediamo di velocizzare un po'. Oddio, guardate un pochettino cosa c'è qui. La fossa delle Marianne. No, non è la fossa delle Marianne. Questo non so che cos'è. Davvero, sembra uno di quei bidoni dell'immondizia di Spider-Man 1 in quei vicoli ciechi di New York. Guardate qua. Dobbiamo fare sicuramente qualcosa. Quindi, tanto, nostra moglie è pronta. Ripuliamo queste tagliatelle. Vediamo un po'. In frigo vediamo di prendere qualche altra cosa. Per esempio questa bella porzione di pesce. Ok. E dopo ci possiamo fare una bella suonatina al pianoforte. Ovviamente sono le 7 del mattino. Come sveglia mattutina per tutti possiamo sicuramente suonare. Tra un'ora Ellen andrà a scuola e il nostro grande amico anche. Ok, siamo tutti pronti. Come va Edward? Stai lavorando per noi? Ascoltiamo un po'.
Non gradisco molto questa musica, amica mia, quindi mi sa che dovrai esercitarti ancora un bel po'. Velocizziamo. Allora, vediamo. Ottieni 10 nuovi follower online. Per ottenere dei follower online devi iniziare ad avere un social network. Oppure, vediamo un po', i sim possono sbloccare l'interazione aumentando la propria abilità di carisma. Ottimo lavoro. Però credo che sia meglio realizzare un'applicazione. Siamo un po' tristi. Uè, quanti sbalzi di umore. Solitudine addirittura. Abbiamo però poco tempo per le bollette, quindi io adesso, ragazzi, farei così: andrei nella sezione degli acquisti e comprerei una bella dov'era? Eccola qua, aspettate, pozione, dov'era? Quella pozione che ovviamente ripristinava quasi tutto. Vediamo un po'. Doveva essere 500 però. Vediamo un po'. Flirtante, fiduciosa. Cos'era che ci mancava? Ecco, socialità soprattutto. Vediamo un pochettino. Dibatti sui capitani. Niente, ragazzi, ci dobbiamo accontentare. Quindi lasciamo perdere un attimino il computer. Andiamo a prendere qualcosa in frigo. Vediamo cosa c'è. Un bel po' di tagliolini all'aglio. Perfetto, li prendiamo immediatamente. E dopo vediamo di parlare con qualche bella pianta per ripristinare il nostro umore ormai perduto. Parliamo alla nostra bella piantina. Benissimo. Come va, ragazza mia? Ti sei divertita abbastanza? Adesso al lavoro ti farò parlare con un po' di gente, così sarai tranquilla. Lascia perdere Coda, non lo diffamare, poverino, lascialo lì. Ecco, vedete che è tranquillo, zitto per i fatti suoi. Ora stringerai un'amicizia al lavoro. Non ci sono problemi, tranquilla, per benino. Andiamocene al lavoro. Finalmente. Ok. Anche Edward è andato al lavoro, quindi lei vedrà di... No, vagare senza meta no. Socializzare con i colleghi. Edward invece... Dov'è? Aspetta. Vedrà di lavorare al solito sodo. Ecco che arriva Leonardo da scuola. Non serve che liberi spazio sullo sportello del frigorifero, il suo rendimento è soddisfacente. Stanno migliorando rapidamente, ragazzi, questo è un bene. Allora andiamocene al piano di sopra e facciamoci una bella dormita. Anzi, Leonardo a sinistra, perché mi piace di più, ed Hélène a destra. Facciamoci due belle dormite, vediamo com'è il piano di sopra, ragazzi, provatelo per primi, mettete il piede qua su, vediamo com'è, eccoli che salgono, mamma mia, eccoli al piano di sopra, funziona tutto, i solai reggono, non si sono ammazzati, perfetto, qua le mura sono perfette, ok, qui c'è E.T., ecco i soldi, ragazzi, dov'è Edward? Siamo arrivati appena in tempo, paghiamo le bollette, se no qua ci sequestrano tutto, pure le mutande che abbiamo addosso, le bollette, presto, poi parliamo con qui Barbalbero, lasciamo perdere Lent. Magari c'è Pipino e Merry su qualche ramo. Ok, eccoci qua. Benissimo. Allora, abbiamo pagato tutto. Innaffiamo un po' tutto. Bene, allora, vai, amico mio. Ovviamente le piante di rifiuti sono così. Andiamo ad eliminare queste. Piante morte. Grande. Ok. Pollice verde, amico mio. Verdissimo. Fatti una bella doccia, un bel bagno con schiuma per ripristinare questo stato di tensione che ormai nutri da qualche tempo. Con questi nuovi soldi acquisteremo un bidone per l'immondizia, così lasceremo questa discarica finalmente al suo triste destino. Vediamo di prendere questo recipiente e lo mettiamo qui, come ce l'hanno gli americani. Benissimo, allora, sei arrivato a casa tesoro, vedi di buttare tutto. Vai, butta tutto che addirittura sta straripando, sembra il Nilo in piena. Ok, butta tutto via, facciamo un po' di pulizie anche dal frigorifero. Che succede, amico mio? Che succede? Te la stai facendo addosso? Non so, qua c'è qualche alberello, un paio di rami. Non riesci a farla fuori, nell'idrante magari. Che facciamo? C'è tuo padre in bagno, prova a entrare, vediamo se ci riesce. Dai, che se la sta facendo addosso Edward, un attimo. Fallo andare in bagno, poverino. Vedi che muore soffocato, fallo andare in bagno. Fallo andare in bagno, maledizione Edward. Mettiti questa tovaglia un attimo davanti, non ti fare guardare. Dai, ma perché? Vabbè, niente, vuole questo. Fatela addosso, amico mio, non so che altro dirti. Proprio così egoista, Edward. Esci da questa doccia, basta. Esci da questa doccia, vattene a letto. Anzi, più che vattene a letto, sì, per punizione te ne vai a letto. Neanche gioca al computer, basta. Ecco, se le fate addosso. Sei contento? Adesso pagheremo di più per quanto riguarda la bolletta dell'acqua. Poverino, fatti una doccia riflessiva. Pensa su quello che hai fatto. Maledizione. Che succede? Shower. Serviamo per cena un bel po' di fish and chips, come lo chiamano gli inglesi. Perfetto, asciughiamo questa pessima pozza. E dopo ci possiamo fare anche una bella dormita. Come va? Tra un poco saliremo di livello. Perfetto, a livello lavorativo.
Hélène, com'è questo belletto? L'ho comprato io con i miei soldi, con il mio sudore. Guardate che bello, dopo tanto finalmente aver realizzato qualcosa. Adesso scendiamo al piano inferiore e cercheremo di mangiarci qualcosa. Ecco, qua abbiamo preparato una bella porzione di pesce e patatine. Ok, ecco, pulisci questo lago Michigan. Intanto puoi andare a letto. Oh mamma mia, si è addormentata con le ascelle sudate. Attenzione che Edward muore soffocato là dentro, È una camera a gas? Che succede? Hai svegliato Edward probabilmente, infatti ormai impuzzolentito anche dalle tue ascelle, amica mia. Vedi di farti il bagno prima. Prendiamoci la nostra bella porzione. Andiamo a svuotare il pungiglione. E dopo, ragazzi, ci facciamo una bella partitona al computer. Sempre al rifugio. Perfetto. Ah, nostra figlia è arrivata. Grande. Parliamo un pochettino. Rapporto tra padre e figlia abbastanza elevato. Ok. Mi sa che è arrivato il momento anche di andare in bagno. Bene. E di usare anche lo sciacquone, così non dobbiamo chiamare il nostro amico pelato a intrufolarsi là dentro. E finalmente pronti a fare un po' di compiti. Ah, ok. Noi ovviamente alle 2 di notte tranquilli suoniamo blues alla tipo, non saprei, BB King. Eccoci qua. Però va bene. Vediamo un po' che succede. Tu sopra cosa stai facendo? Ah, sei quasi sveglio. Quindi io direi di scendere sotto e prenderti anche una bella porzione. Ripulisci questo porcile. Edward, olè. Vediamo di continuare a creare le nostre applicazioni. Vediamo. Continua a sviluppare delle applicazioni per i cellulari. Ottimo lavoro. Si nota, ragazzi, come gli sviluppatori di The Sim abbiano implementato dei nuovi luoghi per svolgere i propri compiti, per mangiare, per parlare. Adesso ci si può sedere in punta di letto, nel bordo. Scusate, qualcuno di voi mi aveva consigliato di vendere la culla. Grande amico mio. Perfetto. Otteniamo questi nuovi soldi e compriamo qualcosa di interessante. Non abbiamo niente? Qualcosa per i bambini, per esempio qualche nuovo giocattolino. La casa delle bambole per creatività? No. Vediamo un po'. Una televisione? Non abbiamo i soldi, ragazzi. Il calzascarpe. Io direi di preparare appunto il nostro trasloco per il piano superiore, quindi è meglio aspettare ancora. Scusami tesoro, lascia perdere Edward che è davvero molto incasinato, quindi lascialo perdere un attimino. Piuttosto vai a suonare il piano. Ok, suona una bella canzone romantica per Daniela. Grandioso. Allora, la nostra ragazzona deve andare immediatamente a sperimentare un po' la pozione della salute. Ragazzo mio, vedi di esercitarti. No. Che succede? Che sta succedendo? Non se la cava male, Ha incominciato che strimpellava. Diciamo, non riusciva bene. Ecco, puliamo un po' tutto e disegniamo delle forme, visto che siamo ispirati. Come sta andando? Procediamo. Ok, raggiunto il livello di creatività livello 2. Adesso i rifiuti stanno crescendo tranquillamente. Edward, come va? Qui adesso piantiamo anche un po' di roba. Qui abbiamo nuove pile per aggiornamenti. L'app è quasi finita. Vediamo un po'. Ci siamo. Continuiamo. Ripulisci quello che hai appena adesso creato e vedi di creare qualche altra cosa. Ok. Tu come stai andando? Vedi di continuare a sperimentare qui, Mi raccomando, vediamo quello che hai trovato. Pozione della salute. Beviamola, vediamo quello che succede, ragazzi. Attenzione, la pozione della salute preparata da una bambina di 10 anni. Vediamo un po', nuovo farmaco mondiale. Che è successo? Che abbiamo recuperato. Ma forse abbiamo guadagnato qualche anno. Sorseggio squisito. Va bene, niente di importante. Pensavo qualcosa di stravagante, invece no. Svuotiamo un po' il cestino dei rifiuti piuttosto. Eccoci qua. Vediamo un po'. Sì, credo che possa bastare. Facciamoci un giro fuori e pronti a intraprendere la nostra nuova avventura. Tesoro mio, andiamo in bagno e dopo vedi di preparare un po' qualcosa per tutti. Per esempio, possiamo servire per colazione un po' di uova e toast. Un attimo, ragazzi, torno subito.